The cafe's great for starters, but knees get red and hot from moving to and fro. A hammock seems romantic as bodies twist and turn. You gonna fall? Buonasera, ci siamo spostati dagli studi di Amadeus Strumenti Musicali a Meta per venire qui a Piano a trovare l'amico nonché artista Antonio Esposito in arte. Come vi chiamate in arte? Antonio Esposito ha anche un piccolo nomignolo. Abbiamo anche qui il nostro amico Raffaele Mormile, assessore di Meta, Tony Casoria. Detto Tony Casoria. Volevamo sentire dal maestro Tony giusto due parole di presentazione per la sua, diciamo, attività hobbistica, diciamo. Quindi la mia attività hobbistica sarebbe di fare i materassi. Cosa succede adesso? Che io ho preso questa passione di cantare perché sono un vero di Napoli. E ho saltato da una scena all'altro e nessuno mi ha imparato niente. Da una canzone, da un'altra, messe insieme per 2, 3 anni, 4 anni che ho studiato senza maestro, da solo sono arrivato a e qui nella vostra attività avevo visto che c'è anche una lista di canzoni, la possiamo un attimo inquadrare. Abbiamo anche qui il repertorio con ben scritto sotto e le canzoni si prega di evitare per motivi tecnici di chiedere altre canzoni oltre a quelle del repertorio. Qui vi state esibendo un attimo, maestro, dove era questa serata? A Roma. Questa serata qua onestamente è stato fatto un regalo a un mio carissimo amico dell'infanzia, che è una cosa fra amici. Perfetto. Quindi non in zona. Fra amici in zona, a Piano di Sorrento, vediamo bene le immagini. Ecco qui. Adesso ci vuole anche, diciamo, dedicare una canzone. Abbiamo sentito un pezzettino di Papello Marinaro. Esatto, Papello al Marinaro. Ci può spiegare anche il significato di queste canzoni? Quindi queste canzoni qua. Andiamo sulle canzoni. Sì. Le canzoni che faccio magari io sono canzoni che sono state fatte negli anni che deve dire di minimi di 150 anni andati indietro. Sì. Io l'ho spolverate alcune e l'ho state riportando al successo. A questo successo qua. Perfetto. E quindi li sto portando con la mia solo con la mia interpretazione. Un'altra interpretazione ci sarà, però bisogna il pubblico di sapere e di qualificare a chi è che gli piace di più l'interpretazione di queste canzoni. Perfetto, avrete sicuramente un grande successo soprattutto sul Sorrento e dintorni. Volevo solo al maestro, volete comunicare al sito gli amici di Amadeus per eventuali contatti, per avervi a qualche festa, a qualche situazione musicale, come si ci deve comportare? Alla fine basta di arrivare al signor Mormile, al signor Amadeus che mi contratto a me e io vengo con lui.